Signora Francesca, abbiamo un po' da recuperare, ma mettiamo una cosa che non va da nessuna parte, diciamo come schieramento, ma ci racconta un po' la realtà. Lei viene da? Vittorio Veneto. Quindi provincia di Treviso. Di Treviso, esatto. Faccio Treviso. impresa da 35 anni e vedo che ultimamente i miei sforzi sono vanificati da questa pressione fiscale terribile. Noi imprenditori veramente non ce la facciamo più. 68,6% di pressione sulle imprese. Lavoriamo come schiavi e tutto il nostro guadagno se ne va in tasse e interessi. E adesso, oltre al danno, anche la beffa, perché cosa succede? Ultimamente le banche non danno più credito, quindi siamo con l'acqua alla gola anche lì. Io conosco degli imprenditori che hanno dovuto chiudere l'azienda pur avendo degli ordini in portafoglio perché le banche non erogano il credito. C'è gente che si è venduta la casa per pagare le tasse, gente che vive in macchina nella nostra zona a nord-est. Ormai abbiamo l'acqua alla gola e i nostri morti non si contano più. E sa perché non si contano più? Perché non li dicono. Cioè, da fonti certe so che ogni suicidio che viene raccontato, portato alla luce dai giornali, ce ne sono altri 3 di cui non si deve parlare. Cioè, questo è una cosa assurda. Oggi ho sentito una cosa nei telegiornali, no? Ho sentito lo spread è sceso fino a 260, però la cosa incredibile è che per le imprese la possibilità di attingere al credito è diventata ancora più faticosa, cioè non ha cambiato niente da questo punto di vista. Non ha cambiato assolutamente niente. Diciamo una cosa, sinceramente noi imprenditori siamo in difficoltà e il governo che cosa fa? Pensa solo a salvare le banche. Guardate che questo è un programma messo in atto, un programma economico e politico che è stato fatto ad arte perché l'1% della popolazione che detiene il potere si arroga il diritto di vita o di morte sul 99% della popolazione, cioè noi. In fin dei conti, noi come piccoli, micro, medi imprenditori siamo un po' l'ossatura di questo paese, no? Noi produciamo quasi l'80% del PIL e nessuno pensa a noi. Io penso una cosa, molti fra noi hanno creduto anche alle promesse che erano state fatte dal governo Berlusconi, eccetera, e sono rimasti delusi. Devo dire che io personalmente, quando è iniziata la crisi nel 2010-2011, io mi aspettavo semplicemente una riforma monetaria. E invece che cosa è successo? È successo che Berlusconi ci ha lasciato nelle mani del governo Monti, cioè praticamente un insieme di persone capitanate, non vorrei neanche dire certi epiteti, praticamente pagati dalla Goldman Sachs e lo sappiamo bene e questo voglio dirlo al Presidente, lei sapeva che Mario Monti è uomo trilaterale, uomo Aspen, uomo Goldman Sachs e ha votato pure la fiducia di questo governo? Cioè è una cosa assurda. Poi cosa si può dire ancora? Cosa farebbe lei? Dopo Monti, secondo me la soluzione sarebbe molto semplice e mi piacerebbe anche sapere perché non è stata attuata, soprattutto da persone che sono da molto tempo nell'arena politica come il signor Berlusconi. Noi possiamo uscire da questa situazione semplicemente in un modo molto semplice, però ci vuole la volontà politica di attuarlo. Noi dobbiamo riprenderci la sovranità che ci hanno tolto. Cioè noi non possiamo uscire da questa crisi e come Paese non potremo mai più crescere se non ci riprendiamo la sovranità monetaria. Guardate, la moneta come bene comune appartiene a noi cittadini. Il fatto che nel tempo ce l'abbiano scippata, ce l'abbiano portata via e che questi governi l'abbiano venduta, e perciò il governo italiano, lo Stato, deve andare a comprare all'estero moneta estera e pagarla a banchieri privati per poter fare welfare in Italia è assurdo, perché così noi non cresceremo mai, andremo verso la rovina. Quindi quello che io chiedo è che venga restituito a noi cittadini quello che ci spetta. La moneta è un bene comune nostro, come l'aria, come l'acqua, nessuno ha il diritto di portarcelo via.
Allora, intanto... Posso interloquire? No, adesso deve riposare un po' perché dobbiamo recuperare, ma poco poco. Le voglio far vedere come la crisi è andata a toccare pure un poco le cose vicino a lei. Guardi un po' sta cosa che dicono queste donne qui di Mediaset. L'azienda aveva mandato una mail. Una mail. Quando? Il 21 È stato di crisi, il che significa che la crisi allora non c'è secondo loro. Allora, mentre Marco si riavvicina subito dopo, caliamo allora finalmente. No, io devo questa... rispondere sì, a questo. Sì, no, ma lei, scusi, ma che dialettica è? La signora ha detto delle cose direttamente a me e non posso rispondere. Ha visto questa cosa su un'azienda? Se lei fa veloce le faccio rispondere sì. Su tutto. Benissimo. Va bene, risponda alla signora allora velocemente. La signora ha ragione. Purtroppo noi, cedendo il nostro diritto di stampare moneta all'Unione Europea, non abbiamo avuto la rassicurazione che la Banca Centrale Europea garantisse i titoli del nostro debito pubblico. Quindi per i titoli del nostro debito pubblico si è creata la possibilità del default. Che cosa succede? Che gli investitori, sapendo di investire in un titolo che potrebbe essere a rischio, chiedono un premio di rischio, cioè chiedono l'aumento dell'interesse. Contemporaneamente il debito pubblico tedesco, che è invece il debito pubblico su cui nessuno può dubitare, ha potuto abbassare gli interessi e quindi mentre noi siamo saliti a un 6% per qualche tempo, la Germania è scesa all'1%. Quasi zero. Noi ci siamo impoveriti, la Germania si è arricchita. Come si può mettere fine a questa cosa? In un modo solo, che la Banca Centrale Europea diventi una banca vera, come quella degli di Stati garanzia Uniti, che garantisca il debito pubblico. E allora la soluzione o è questa, oppure succede quello che la signora ha ipotizzato: Italia, Spagna, Grecia, Portogallo, Irlanda saranno costrette a uscire dalla moneta unica, dall'euro, e a ritornare alle monete nazionali, conquistando tra l'altro anche il diritto alle svalutazioni competitive, che per i ragazzi che forse non lo sanno significava che quando in uno Stato tu vuoi sostenere le tue esportazioni abbassi il valore di cambio della moneta e quindi i tuoi prodotti diventano più convenienti perché compri in altre monete. Ora, se questo dovesse succedere sarebbe una cosa disastrosa, perché non solo salterebbe tutto il sistema dell'euro, ma si creerebbe un sistema veramente drammaticamente in crisi di tutta l'Unione Europea, che è invece qualcosa che rappresenta il nostro futuro. Io sono il più europeista degli italiani, ma voglio più Europa e non meno Europa. Voglio un'Europa che possa essere fonte non solo di pace, come finalmente dopo 50 anni di guerre fratricide tra i paesi dell'Europa ha portato la pace in tutti i 27 ma anche di benessere, paesi, ma anche di benessere, e che possa anche Juncker oggi per la prima volta ha parlato di salario garantito per i giovani. Nel mondo possa svolgere anche un ruolo di diffusione della democrazia, e anche diventando con un'unica difesa una potenza militare capace di confrontarsi alla pari con gli Stati Uniti, che è quello a cui allora non c'è che... Mettiamo che in 2 anni, cioè mettiamo che lei vince le elezioni, prende il 100% dei voti come si augura, no? Allora, in 2 anni non si riesce a fare questo cambiamento, non c'è riuscito prima, non rimanghiamo, stiamo a questo. Che fa lei? Dopo 2 anni esce dall'euro, sì o no? Non sono io o chi altri sarà il governo per me. Sarà la situazione concreta, come la signora ha benissimo ricordato. Le nostre aziende non sono in grado di competere più con le aziende che fanno gli stessi beni in Germania e negli altri paesi del nord. Quindi non è un suo desiderio, è una cosa che avverrà. Mi scusi, è una cosa che verrà fuori dalla realtà. Senza le riforme ma lei sta necessarie. dicendo una cosa che non è vera però, perché non è vero che sarà una catastrofe se noi usciremo dall'euro, anzi
ci vogliono mantenere nell'euro perché hanno paura, disperatamente paura che noi usciamo, perché sanno benissimo che se esce l'Italia potrebbe crollare tutto il resto, ma per l'Italia sarebbe una salvezza, perché l'Europa che lei dice non è mai esistita e non esisterà su queste premesse, perché questa non è un'Europa dei popoli, hanno cominciato dalla coda invece che cominciare dall'inizio. Ecco perché noi dobbiamo riprenderci la nostra sovranità monetaria. La BCE non potrà mai fare quello che dice lei, perché è privata. Ma quale banchiere si fa portare via di mano i 40, 50, 60 miliardi che noi ogni anno dobbiamo pagare la finanza internazionale sul nostro debito pubblico? Perché non viene detto che il debito pubblico, come è raccontato, è una truffa? Con moneta sovrana... Fermi qui, lei mi sta conducendo la signora esprime un sentimento che è molto diffuso tra gli imprenditori e anche tra gli italiani. L'Unione Europea in questi ultimi anni è stata un'unione che ha diffuso vincoli, limitazioni, eccetera. Vorrebbe tanto capitanare quella roba lì. Purtroppo la signora ha anticipato, se noi facessimo oggi un referendum, non solo in Italia ma anche negli altri paesi, la maggioranza sarebbe contro questa Europa. Quindi l'Europa deve cambiare profondamente.